2000 mi piace e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace Jens Canuste. E voglio! Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superalane, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi un video del tutto improvvisato. Non penso come l'acquisto del Napoli, almeno così voglio sperare. Cioè non penso che l'acquisto di Jens Canuste da parte del Napoli sia un acquisto improvvisato, pure perché nell'ultima settimana abbiamo sentito parlare di altri nomi, prima di Samardzic, prima che arrivasse all'Inter, poi di Koop Meiners, poi di Gabri Veiga del Celta Vigo, o bello e buono Cajuste, che poi non so manco bene come si pronuncia perché vi ripeto io non lo conosco proprio. Infatti questo sarà il video in cui lo vedrò per la prima volta insieme a voi, andremo a reagire alle sue migliori giocate. Già ci viste che comunque tra i video che ci sono in giro non ci stanno video più di 5 minuti, quindi ha fatto poche giocate. Boh, vabbè, comunque questo poi lo giudicheremo, lo vedremo all'interno di questo video, lo vedremo poi al Napoli, perché da quello che leggo in giro l'acquisto è stato fatto proprio nelle ultimissime ore e oggi stesso ci saranno le visite mediche per questo centrocampista di 23 anni dello Stade Reims. E quindi voglio che dirvi, andiamo a reagire a queste migliori giocate e che Dio ce la mandi buona. Cajuste, Nathan e poi facciamo il figure e merda. Vediamo, andiamo subito a vedere questo Jens Cajuste. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come si pronuncia il logo. E qui c'è la fascia, in realtà l'abbiamo visto anche con i capelli un poco più crespi, un poco più a cotton fioc proprio. Qui subito si parte con il gol di sinistro, quindi capisco che tira di destra e di sinistra. Faccio un che gol l'ha fatto qua? Sotto Fir, in 2 set. Andiamo qui, altro gol. Quanti gol l'ha fatto su Cristiano? Cioè, subito si parte proprio alla grande. Qui rientra sul sinistro, poi di destro e tira. Benissimo, ambidestro, mi va benissimo. Comunque è un mediano, quindi andrebbe a rinforzare nella zona centrale del campo. È stato preso al posto di Bombelé e dovrebbe essere appunto l'alternativa ad Anghissà. Qua levami le mani da dove? Ah no, qua ha recuperato lui il pallone. Ah, quindi anche un recupera palloni. Già stiamo partendo cagacervelli. 1,88 m, quindi pure alto. Vediamo qua, altro gol di destro. Mamma mia, Carmen, ma qui mi sbaglio c'aveva la numero 10. Altro gol, qui deviato. Ma che si segna assai. Nell'ultima stagione in Ligue 1 so che ha disputato 31 partite e all'attivo 3 gol, quindi comunque uno che nonostante giochi in mediana, quindi una posizione in cui cioè, il gol non è che arriva così tanto facilmente, mamma mia che tunnel che ha fatto, comunque lui li segna i gol. Tra l'altro ho letto anche che oggi ha 23 anni, domani dovrebbe già compierne 24, quindi ci fa pure gli auguri di compleanno, si conclude una cosa di sorda facendoci pure un regalo, non so quali sono i suoi gusti. Qui bellissima imbucata di sinistro, vediamo qui invece non è lui, ha fatto passaggio penso qua. Eccolo qui, vediamolo ancora all'azione, mamma mia, e che Stern, Camiso, mamma mia, palla per Osimhen in attacco, eccolo qui ancora, ma caro Steven Ugan, non può campo Real Fratta minore, mamma mia, un campo per quarta categoria. Vediamo qui che si destreggia benissimo a centrocampo, poi qui bellissima finta di corpo, faccio vedere però che mamma mia che finta di corpo, mamma mia. Questa è la classica finta di corpo all'Anghissà, fateci caso, pure zio Frank le fa queste cose, mi fa proprio casa a pazzi. Eccolo qui ancora Jens Cajuste, bellissima palla per Lozano e Lozano non tira perché vabbè, sappiamo le doti ballistiche di Irving, il giochi. Eccolo qui, ancora altra finta. Voglio che si tiene sta finta, di corpo non è Cajuste ma è finte. E poi quest'anno, guardate il caso, il Napoli ha acquistato 2 giocatori fino a questo momento, questo ripeto, non spero che non è improvvisato. Uno si chiama Nathan Cajuste. E vabbè, quindi Cajuste, Nathan e parò per malua tutte cose la mia mi fiore in me. No, comunque a parte gli scherzi, sappiamo bene che l'anno precedente il Napoli ci ha insegnato che non bisogna fidarsi tanto del nome o comunque dalla provenienza del giocatore. Perché con Kim ci è andata benissimo, anzi lo rimpiangiamo. Con mamma mia che sinistra, voglio sinistra che si fa paura. Con Kvaratskhelia ci è andato benissimo e quindi perché non dovrebbero andarci bene anche i colpi che sono stati attualmente fatti dal Napoli, quindi non ci facciamo ingannare. Uno ovviamente scherza,
Io ripeto, questa è la prima volta che lo vedo, non lo conosco proprio, anzi fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi invece già lo conoscevate e se vi piace comunque come giocatore. Lo vedo molto fisico, vedo che mantiene molto bene la posizione, c'ha questo destro-sinistro che per me è fondamentale, recupera un bel po' di palloni, è anche tecnico, per me secondo me è anche tecnico vedendo queste immagini, poi ovvio ti fanno vedere più bello, mamma mia che palla, sì, guarda tedesco. Comunque, ecco, per far capire che è un nuovo acquisto del Napoli, ci hanno messo pure la clip che ha tu palo, perché non sei del Napoli se non sai prendere i pali. Cioè, proprio questo nel contratto c'è scritto, è un dettaglio che poi non è un dettaglio. Qui invece vediamo che recupera il pallone, il ripiego, la squadra riparte. Altra finta, in realtà una tunnel l'ha fatto, comunque ha buffato i tunnel in da sto video. E come riparte, mamma mia Carmen, c'ha una progressione quando prende palla, veramente mi casa, mi piace. Le mie manacolle, arbitro per la fischia, cioè chi se ne falla, fuscero con me, mamma mia, vedete come salta gli avversari. Questo secondo me potrebbe essere un bel colpetto, che poi io salvo, cioè se da quando è che lo stanno attenzionando a sti giocatori, da quando è che lo stanno vedendo. Io mi auguro comunque che sia un buon colpo per il Napoli, per la nostra mediana, per il nostro centrocampo. Comunque voglio Justo, nonostante la sua giovane età, ha anche già maturato una discreta esperienza in Champions, ha militato in diversi campionati come quello svedese, quello danese, partecipando anche alla vittoria del campionato e della Coppa di Danimarca con il Midtjylland, e ha anche giocato nel campionato francese. Abbiamo detto quindi che ha giocato nel Midtjylland, che lo acquistò nel 2018 dal Orgite, non so come si pronuncia questa squadra, per 170.000 euro, cioè praticamente in Ucel, mentre oggi comunque al Napoli come operazione totale siamo intorno ai 12 milioni di euro, quindi neppure tanto, cioè siamo proprio vicini a quelle operazioni come Kvaratskhelia, come Nathan di quest'anno, quelle operazioni comunque a basso costo che però promettono bene, perché come abbiamo visto comunque palla al piede, c'ha una bella incursione, un bello sprint destro-sinistro che è fondamentale, molto molto fisico, comunque come prima impressione sono stato catturato, quindi mi auguro che veramente possa essere l'acquisto che ci mancava nello scacchiere di Rudy Garcia lì proprio a centrocampo. Tra l'altro io ho letto anche che in passato il suo nome è stato accostato a quello di Milan e Torino, quindi già in passato poteva approdare in Serie A, non se ne è fatto mai niente, quindi speriamo che Napoli possa essere proprio l'inizio, diciamo il luogo dove può sbocciare, può diventare grande. E a proposito di diventare grande, dovete sapere una piccola chicca, diciamo, ho letto che il suo soprannome negli anni è stato Pannoccia di Mais diventata grande. Perché? Perché comunque come vedete ha un fisico molto alto e molto lungo, vi ho detto 1,88 m, e il fatto che abbia lavorato tanto su se stesso negli ultimi anni ha permesso di mettere su dei muscoli in questo fisico comunque molto alto. Tra l'altro nella sta capa così, ciò secondo me è stata chiamata pure Pannoccia di Mais, la capo per i popcorn. Nei commenti fatemi sapere realmente cosa ne pensate, se lo conoscevate già e soprattutto quali sono gli altri giocatori che servono per la rosa di Garcia. Per me serve un vice Lobotka e poi un vice Lozano barra Politano, dopodiché penso che la rosa possa ritenersi quasi completa. Da capire invece la situazione di Mario Rui, dove ieri proprio c'è stata una sorta di bomba lanciata dal suo agente dove diceva che se resta in una squadra di scontenti. Comunque fatemi sapere anche sotto nei commenti la situazione di Mario Rui, cosa ne pensate, e vi chiedo di lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, sosteniamo tutti quanti subito Cajuste o Cajuste e sempre solo Forza Napoli. Ciao, aiuto!